Vigo di Cadore blindato e momenti di panico tra gli abitanti per colpa di uno scriteriato che si è messo a sparare in aria con la sua pistola. Il sessantenne cadorino, dopo aver fatto fuoco in giardino nella sua casa di via Borgonuovo, si era rinchiuso in casa all'arrivo delle pattuglie dei carabinieri, ma non rischierebbe nemmeno l'arresto. L'emergenza era scattata nel tardo pomeriggio e si è conclusa verso le 20. C'è stato qualche attimo di tensione perché effettivamente non si capiva cosa stava succedendo, quindi ovviamente le persone erano anche un po' allarmate. Di fatto, le forze dell'ordine avevano comunque già da subito messo in sicurezza tutta la zona. Teniamo conto che essendo un paese piccolo poi di fatto, la diffusione della notizia c'era e quindi anche capendo effettivamente, chi erano le persone coinvolte, c'è stata una grande, tranquillità in paese, nel senso che comunque stiamo parlando di una persona, molto conosciuta e che, non rappresenta un pericolo, per le altre persone, quindi direi che è un episodio, sporadico, che effettivamente ha allarmato tutti, però che, già ieri sera, ma sicuramente oggi, possiamo anche archiviare con molta tranquillità. Ora dovranno essere esaminate le ragioni delle condizioni alterate dell'uomo, forse dovute ad abuso di alcol. I carabinieri della compagnia provinciale di Belluno e del reparto operativo prima hanno blindato il paese facendo chiudere i locali e dicendo a tutti di rimanere in casa fino a nuovo ordine. Poi hanno portato a termine l'operazione senza nessun ferito e convincendo l'uomo a più miti consigli. Il sessantenne alla fine si è consegnato ed è stato accompagnato in caserma. Dopo lo spavento potrebbe essere che l'unico reato che gli verrà contestato sia quello del procurato allarme.